Settima e conclusiva prova per anziani di categoria G. 10 dietro le ali della macchina, all'1 Elodie Stecca, 2 Star Ciba, 3 Fleur Caff, 4 Delis TC, 5 Entomo Jet, 6 Filippo Griff, in seconda fila 7 Bip Bip MTT, 8 Capitan Harlock, 9 Frank BF, 10 Concord Live. Favori per Star Ciba nei confronti di Filippo Griff e Fleur Caff. La macchina prende velocità, sono partiti con Star Ciba che cerca di contenere i rivali all'esterno e ci riesce mentre galoppa Delis TC. Galoppa anche Fleur numero Caff. 4 Delis TC curva, c'è un bel trambusto squalificato. alle spalle della leader Star Ciba. Numero 3 Fleur Caff dare in seconda squalificato. posizione Elodie Stecca contenendo Entomo Jet, poi Filippo Griff. 200 iniziali in 14,6 per Star Ciba che ha il comando alle sue spalle. Elodie Stecca, avanza Filippo Griff che aggira Entomo Jet e si porta a diretto contatto della leader. 29,2 i primi 400 metri di corsa di Star Ciba che vede arrivare al suo esterno Filippo Griff, alla corda rimane Elodie Stecca, poi lungo lo steccato Bip Bip MTT che è terzo in corda con al suo esterno Entomo Jet, 600 iniziali in 44,7. Si viene sotto alle tribune con al comando Star Ciba, alle sue spalle Elodie Stecca, di fuori Filippo Griff, poi Bip Bip MTT, quindi ancora Capitan Harlock con accanto Entomo Jet. Quando gli 800 iniziali sono andati via sul piede l'1,14 e Star Ciba sempre al comando alle sue spalle Elodie Stecca, Filippo Griff che deve soffrire sulle curve, perde un paio di lunghezze il chilometro in 1,14,6 per Star Ciba che è sempre al comando alle sue spalle. Elodie Stecca, la mossa in terza corsia da parte di Bip Bip MTT che prova a dare il parziale quando siamo a 400 dal palo e Star Ciba è sempre in evidenza alle sue spalle. Elodie Stecca, di fuori Bip Bip MTT, poi ancora a contatto Capitan Harlock, la mossa in terza ruota da parte di Concord Live a metà dell'ultima curva e Star Ciba sempre 1,5 da gestire su Bip Bip MTT di fuori e Concord Live in mezzo alla pista. La retta arrivo per Star Ciba che è in vantaggio nei confronti di Bip Bip e Concord Live e Star Ciba in vantaggio, ci prova Bip Bip MTT, ci prova Concord Live e Star Ciba vince nei confronti di Bip Bip MTT. Al terzo posto finisce Concord Live, 1,15,3 per il percorso di testa di Star Ciba. Massimiliano Michelotto che raddoppia subito la vittoria di Gianca Capar, questa volta per il training di Giuseppe Lombardo e Celentano. I colori di Claudio Baldi. Vince la figlia di Ideale Luis in percorso di testa. Bip Bip MTT corre bene al secondo, al terzo Concord Live.